Certo che stiamo vivendo un bruttissimo periodo. Mancano le fioriture, manca la materia prima per la sopravvivenza delle api. La sopravvivenza delle api è sempre più a rischio, da un lato le monocolture e l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in agricoltura, dall'altro i mutamenti climatici stanno facendo morire questi preziosissimi insetti impollinatori. Le avversità meteorologiche nel periodo della fioritura, come quelle di questi giorni, mettono in seria difficoltà gli apicoltori. Le api sono fondamentali per la conservazione della biodiversità e dal loro lavoro dipende la sopravvivenza della maggior parte delle piante selvatiche e i 3/4 delle colture. Abbiamo chiesto all'Unione Europea di intervenire autorizzando la cosiddetta nutrizione di soccorso, quindi se le api non trovano i fiori, muoiono di fame, l'apicoltore deve avere il diritto finanziato dall'Unione Europea di salvare il proprio patrimonio apistico con questi fondi. Poi però serve anche una pianificazione del territorio, le amministrazioni devono diffondere le fioriture di interesse nettarifero, pollinifero, quindi le cose di cui le api hanno bisogno per sopravvivere, produrre e vivere nel totale assoluto benessere.